Buongiorno e ben ritrovati. Oggi prepareremo i peperoni in agrodolce, un piatto semplice che può essere gustato freddo o a temperatura ambiente, delizioso come contorno, antipasto o per delle bruschette. Ecco gli ingredienti: 4 peperoni, una cipolla, menta, 50 g di mandorle tostate, olio evo, sale, un cucchiaio di zucchero di canna e mezzo bicchiere di aceto. Tagliamo a metà i peperoni, eliminiamo i filamenti interni e i semi e li tagliamo a strisce nel senso della lunghezza. Poi li laviamo per bene. Affettiamo anche la cipolla. E in una pirofila mettiamo i peperoni, la cipolla, il sale e un giro d'olio. Mescoliamo il tutto. Inforniamo in forno ventilato a 200 gradi per 40 minuti circa. Nel frattempo prepariamo l'agrodolce mescolando l'aceto con lo zucchero. Quasi a fine cottura lo versiamo sui peperoni e continuiamo a cuocere per 5 minuti. Impiattiamo completando il piatto con le mandorle tostate e la menta. Ed eccolo, un contorno coloratissimo, fresco e gustoso.